245 mm di pioggia, nubifragio colpisce Bibbione e Caorle, strade come fiumi, negozi e scantinati allagati, danni alle spiagge, le testimonianze. Pioggia record e paura anche a Lignano Sabbiadoro, tra le zone più colpite quella del camping Pino Mare dove sono state evacuate decine di famiglie. Giallo a Montecchio Precalcino, 54enne trovate senza vita in casa del figlio che chiama i carabinieri, sul corpo ferite da arma da fuoco e da taglio, nessuna ipotesi esclusa. Processo per il femminicidio di Nicoletta Rotaru, il PM chiede l'ergastolo per l'ex marito accusato di averla uccisa nell'agosto del 2023 ad Abano. Le parole di Roberta Luisetto, la 57enne di Marostica che sabato sera è intervenuta per salvare la barista nella sala slot, aggredita brutalmente dall'ex marito che l'ha sfregiata al volto. Tragedia sul ponte translagunare di Chioggia lungo la Romea, schianto tra un mezzo pesante e un furgoncino, la trentenne conducente di quest'ultimo muore sul colpo. Bollette da capogiro, odissea per una famiglia di Padova, ora rischiano di rimanere senza luce e gas con 4 figli minorenni. Dopo gli anticipi di questi giorni, oggi la prima campanella per gli studenti veneti alle superiori, le novità introdotte da Valditara come lo stop ai cellulari. Buonasera, bentrovati. Eccoci in diretta con l'edizione del Veneto che parte subito dal maltempo che ha colpito il litorale veneto e anche quello friulano. Maltempo che si è abbattuto innanzitutto su Bibbione, 245 mm di pioggia, pensate, in poche ore, strade e locali completamente allagati, la disperazione di residenti e commercianti. Bibbione si è svegliata così. «245 mm di pioggia che si è abbattuta sulla località dalle 2 alle 7. Strade, scantinati, garage, negozi allagati». 60 centimetri d'acqua, abbiamo raggiunto il livello, come si vede dai muri che sono anche scoppiati, e poi abbiamo chiamato d'urgenza i vigili del fuoco che sono intervenuti nell'immediato e hanno attivato le pompe loro sommerse, anche se noi abbiamo 3 pompe sommerse giorno e notte in funzione e 2 in aggiunta di proprietà. Quindi 5 pompe sommerse più quelle dei vigili del fuoco sono riusciti ad abbassare il livello dell'acqua, però i danni sono ingenti. Protezione civile, vigili del fuoco, polizia locale al lavoro per ore tra Viale delle Costellazioni, Corso Europa, via Orsa Maggiore e le laterali. A distanza di ore la situazione qui in una laterale di Piazzale Zenit è ancora così. Più si va avanti, come potete vedere, più si alza il livello dell'acqua. Residenti e commercianti disperati. Manca la corrente, le pompe sommerse non funzionano, non si è visto nessuno. Gli unici che gli hanno dato una mano sono i pompieri che appena chiamati sono arrivati e mi stanno svuotando scantinato. Bisogna sistemare idrovore, bisogna sistemare tutto il setto. Sono cambiati i tempi ma bisogna adeguarsi ai tempi. Questa è l'unica cosa che voglio dire. Danni ne ho finché volete. Caldaia sotto, ascensore, tutto. Tutto bagnato da stamattina alle 6 che siamo qua. Perché non c'è manutenzione a Bibbione. Non c'è manutenzione, non puliscono. Sono tutte, come li chiamano, tutti pieni, tutti che vengono su. Tutti qui è ancora completamente allagato dopo ore. Dopo ore sì, e chiamo la pioggia ancora. Non so chi ci viene a dare una mano o qualcosa, perché anche comunque il condominio non ci ha aiutato. Noi abbiamo dovuto chiamare noi i vigili del fuoco e tutto quanto, l'idraulico che ha messo altre pompe e tutto questo problema qua. Danni ingenti anche lungo le spiagge principali, con strai e ombrelloni sommersi dall'acqua e veri e propri canali tra la sabbia. Il nubifragio ha colpito, anche se in misura minore, Caorle. E la Regione ha firmato lo stato di emergenza mentre la situazione è monitorata anche dall'assessore regionale Bottacin che ha incontrato il sindaco di San Michele Maurutto. 245 mm di pioggia nell'arco di poco più di 6 ore.
è un dato estremo, mai registrato nella storia qui a Bibbione, e sono dati paragonabili a quelli che sono accaduti non in 6-8 ore ma in 36 ore in Emilia Romagna. Stiamo parlando di questo. Questa precipitazione ha colpito in maniera particolare Bibbione e Lignano, quindi una precipitazione assolutamente straordinaria. Ovviamente la prima cosa da fare è quella di togliere l'acqua dalle strade, e per questo i vigili del fuoco sono intervenuti con 2 pompe ad alta capacità, noi con 4 pompe ad alta capacità, e quindi questa è stata la prima fase dell'intervento, dopodiché si interviene svuotando gli scantinati e tutti gli interrati, che sono parecchi. Abbiamo fatto intervenire volontariato di protezione civile un po' da tutta la città metropolitana, ma anche da altre province, perché ovviamente l'obiettivo è quello di ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile. Una situazione che ci ha colti di sorpresa, il commento del sindaco Maurutto, che risponde agli appelli disperati dei cittadini mentre è stato firmato lo stato d'emergenza. Attiveremo tutti i nostri canali possibili per in qualche modo avere un riconoscimento di quelli che saranno i danni, ma che non abbiamo ancora accertato. Come un po' tipico di queste zone, insomma, siamo anche abituati comunque a recuperare subito la situazione. Vedo che molti si sono messi all'opera fin da subito per ripristinare i propri locali. La difficoltà maggiore era sulle attività commerciali, sulle attività alberghiere, che in qualche modo avevano una presenza anche importante di turisti e quindi dovevano garantire il minimo dei servizi necessari ai turisti. Abbiamo visto che comunque tutti hanno capito la situazione, chiediamo questa comprensione anche ai turisti presenti in maniera così numerosa in questi giorni, e credo che sia un momento così eccezionale e anche unico, e da Bibbione già da domani possa in qualche modo riprendere la sua normale fisionomia e possa essere accogliente come sempre. Cosa ci si dovrà aspettare dunque nelle prossime ore? Il grosso è accaduto stanotte dalle 2 alle 6 di mattina, c'è stata un'altra botta verso le 10 questa mattina, e poi nel pomeriggio ha continuato a piovere, però si va verso il miglioramento. Nel prossimo servizio andiamo invece a vedere la situazione a Lignano Sabbiadoro. Attraverso un gommone stanno portando in salvo dall'abitazione una famiglia. La situazione, come potete vedere, non è effettivamente semplice, una situazione critica. Sono queste alcune delle immagini che nelle scorse ore hanno colpito duramente il comune di Lignano Sabbiadoro, con numerosi interventi di soccorso da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile. Una perturbazione di eccezionale intensità, definita in gergo tecnico temporale autorigenerante, ha scaricato fino a 211 mm di pioggia per metro quadrato in appena 12 ore. Secondo i dati registrati si tratta della quantità di pioggia più alta mai caduta a Lignano in un arco di tempo così ristretto. L'acqua ha messo in ginocchio la città, paralizzando strade, sommergendo auto e garage. La città in questo momento è in grave difficoltà, abbiamo diverse strade allagate, e in particolare al campeggio Pino Mare abbiamo una situazione un po' più difficile. Adesso il Comune di Lignano, in coordinamento con i Vigili del Fuoco, si sta attivando per trovare delle soluzioni idonee per poterli ospitare e cercando di dargli una prima accoglienza, una prima assistenza. Molti turisti hanno dovuto così interrompere anticipatamente la vacanza e affrontare momenti di grande apprensione. L'acqua ha invaso case, mobili, piazzole, scantinati, mentre in più occasioni famiglie intere sono rimaste bloccate all'interno delle abitazioni. Per loro si è reso necessario, come mostrano le immagini, l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile, che con i gommoni hanno portato in salvo circa 25 nuclei familiari. La violenza del temporale ha trasformato intere strade in corsi d'acqua, con automobili sommerse e locali resi inagibili dalle infiltrazioni. I danni all'interno del campeggio si preannunciano ingenti: arredi, impianti e strutture compromessi dall'acqua, che entrando ha rovinato tutto ciò che ha trovato. Un colpo durissimo per una struttura turistica di riferimento che in poche ore si è ritrovata in ginocchio. Questa è un po' più pesantina delle altre volte. Noi è 26 anni che veniamo qua. In casetta, dal buco, dal foro d'aria, è entrata dentro di lì, adesso pulito perché logicamente loro avranno più cose importanti da fare, e abbiamo pulito e aspettiamo.
Mi mette più il nervosismo perché dico non si può. Io dico è giusto che voi dovete fare cose più grosse, ma dovete pensare anche a quelli come noi che vengono nelle casette per star tranquilli e si ritrovano l'acqua. Un campeggio ma anche una città intera travolti da un'ondata di maltempo che resterà nella memoria per la sua intensità senza precedenti. Lasciamo la pagina del maltempo, ci spostiamo a Montecchio Precalcino, dove è stato trovato morto un 54enne con segni di ferite anche da taglio sul corpo. È stato uno dei 3 figli poco prima di mezzogiorno a trovare il corpo senza vita del padre, 55enne di nazionalità serba, in casa nella frazione di Preara a Montecchio Precalcino. Il ragazzo ha lanciato l'allarme senza però fare cenno alle ferite d'arma da taglio ed un colpo d'arma da fuoco nel torace dell'uomo che giaceva a terra. Sono stati i sanitari del SUEM, che hanno potuto solo constatare il decesso della vittima, a fare intervenire i carabinieri. Sul posto anche i tecnici medico-legali e il sostituto procuratore Alessia Grenna per fare luce sull'esatta dinamica della morte. Al momento nessuna ipotesi sarebbe stata scartata. L'uomo in passato sarebbe stato allontanato dalla casa dove viveva con la famiglia per comportamenti violenti. Ultimamente si sarebbe anche malato, come conferma uno dei figli. Ti ho detto, mio padre un periodo che stava male e è morto. Una tragedia ancora avvolta nel mistero, ecco perché al momento restano aperte tutte le piste, anche quelle del gesto estremo nella casa posta sotto sequestro. Una famiglia conosciuta in zona ma che viveva riservata. Era un po' riservato, secondo me, perché non mi ha parlato, avere amicizie così, sebbene che c'è tanti anni che abita qui. Mi tendevo a fare i migliori, gli affari suoi. Quindi la sorpresa questo giorno? Non si mi avevo sentire certe robe fuori dalla porta di casa. Conoscevo la moglie, da lei no. Ho sentito che era malato nell'ultimo tempo. Viveva da solo? No, aveva moglie e figli. Un gesto che potrebbe essere anche... No, non lo so, non posso dire niente, mi dispiace. Il femminicidio invece ad Abano di Nicoletta Rotaru, è stato chiesto l'ergastolo per l'ex marito. La richiesta dell'ergastolo per aver distrutto 3 vite, quella dell'ex moglie Nicoletta Rotaru strangolata e chiusa in un bagno, e quella delle 2 figlie cresciute con un padre violento che le ha umiliate e costrette a subire insulti e vessazioni. Il pubblico ministero Maria D'Arpa, al termine di una requisitoria di 2 ore, ha chiesto per Eric Zorzi il massimo della pena e la decadenza della patria potestà. Il 42enne camionista di Abano Terme, accusato di aver ucciso l'ex moglie simulandone il suicidio il 2 agosto del 2023, venne arrestato solo nel marzo del 2024, quando forse pensava di averla fatta franca, in tasca la foto di Nicoletta rubata in cimitero come ultimo sfregio. Il pubblico ministero ha tratteggiato la personalità violenta di Zorzi, che riunisce gli stereotipi peggiori della figura maschile che vuole predominare. Un uomo che per anni ha denigrato la moglie per le sue origini moldave, umiliandola con i peggiori epiteti ed insulti, impedendole di studiare, di candidarsi in politica. Nicoletta non era libera di accettare i lavori proposti senza l'approvazione di Eric. Anche da morta, Zorzi ha continuato a infangare la sua memoria davanti ai carabinieri intervenuti dopo la chiamata dell'uomo la mattina del decesso e durante tutto il processo. Zorzi non mostra mai né pietà né pentimento, ha sempre umiliato e disprezzato anche le figlie minori, picchiandole quando si attardavano a studiare o se cercavano di difendere la madre durante le liti. 3 donne, 3 esistenze segnate da un uomo violento che durante la requisitoria, ascoltando la trascrizione dei suoi insulti letta dal pubblico ministero, ha chiesto di poter uscire. Sono troppe queste cose per me, non sono mai esistite, dice Zorzi prima di farsi accompagnare all'esterno. Il pubblico ministero ha chiesto anche che vengano trasmessi alla procura gli atti della deposizione della mamma di Zorzi per falsa testimonianza. E ora la testimonianza, il racconto della donna che sabato sera ha salvato la vita alla barista della sala slot di Marostica, aggredita e ferita dall'ex marito. Sono attimi che non hai modo di pensare, agisci. Questo è l'istinto, sangue freddo che non so da dove è saltato fuori, c'era, è uscito e ho tergiversato 15 minuti con questo energumeno davanti, proteggendo la ragazza dietro di me.
Non ha avuto alcuna esitazione Roberta Luisetto, la 57enne di Marostica che sabato sera è intervenuta per salvare la barista della sala slot aggredita brutalmente dall'ex marito, che l'ha ferita e sfregiata al volto con una serie di colpi rabbiosi di coltello. Io è da sabato che non dormo, io quando chiudo gli occhi vedo lei insanguinata, stesa a terra, che mi implora con la mano alzata: Roberta, aiutami. E c'erano tutti gli altri uomini che guardavano inerti di fronte a questa tragedia e nessuno si è mosso. Io non so da dove mi è venuta questa forza, so solo che comunque ho reagito. Non è importante quel che ho fatto, è importante quel che andava fatto, ma io l'ho fatto e tutta l'altra gente che c'era non c'era nessuno. Io gli ho sempre fatto da scudo finché non sono arrivati a carabinieri e l'hanno atterrato. Lui è arrivato là solo con un intento. Lui voleva ucciderla, punto. E ha continuato a infierire fino all'ultimo. Perché anche nonostante fosse dietro di me ha continuato a calci, divincolandosi, cercando di oltrepassare me, però lui non mi ha mai toccato. Io non ho mai toccato lui, però io ero con le mani alzate. Io l'ho fermato parlando pacatamente, solo con la forza della parola. Ma io avevo una calma, una serenità dentro che non mi so spiegare. Questo è anche un forte messaggio di sorellanza, che è sempre più importante, sempre più indispensabile, soprattutto in questi ultimi tempi, in cui davvero sempre più donne sono a rischio. Sì, tutte. Chi violenza fisica, ma soprattutto l'omertà della violenza psicologica. Luisetto ci mostra le foto del tailleur che indossava quella sera, la stoffa bianca macchiata dal sangue della vittima, che solo grazie a lei si è salvata dall'odio di Gaetano Buccolo, oggi in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Lo rifarebbe? Lo farei sicuro, l'ho sempre fatto nella mia vita e lo rifarei di sempre, sempre, sempre. Approfitta per lanciare un messaggio a tutte le donne che possono trovarsi in una situazione di violenza da parte di un uomo. Deve essere denunciata, deve essere resa nota, per aiuto a chi subisce e non ha il coraggio. Tragedia invece sul ponte translagunare di Chioggia, dove in uno scontro tra un furgone e un tir una trentenne donna ha perso la vita. L'impatto è avvenuto lungo il ponte che collega Chioggia alla Romea. Ad avere la peggio la conducente del furgone che viaggiava verso Venezia, quasi completamente schiacciato contro il camion. La vittima, Olga Brodiuk, di origine ucraina ma residente a Chioggia, è morta sul colpo. Sul posto i sanitari del 118, vigili del fuoco che hanno estratto la donna dal furgone, i tecnici dell'ANAS e gli agenti della polizia locale per i rilievi. Romea che è rimasta chiusa a lungo in entrambi i sensi di marcia, col traffico che ha subito pesanti ripercussioni. La politica adesso, regione in bilancio provvisorio, scelta grave ed evitabile da parte di Palazzo Balbi, l'attacco del candidato governatore del centro-sinistra Giovanni Manildo, ospite al Ring. Stanno vivendo veramente questo periodo come una successione a Zaia, una successione di potere, il centrodestra, e colpisce perché invece che parlare di temi, invece che fare delle azioni che sono importanti per tutti i cittadini, mi pare che si siano un po' fermi in balletti autoreferenziali. Lui in campo c'è già da un mese e attende un confronto che ancora non arriva perché l'avversario semplicemente non si palesa. Centrodestra sospeso e hai voglia a dire che la cosa non è un problema. La lettera a Giorgia Meloni spedita da Raffaele Zanon, presidente di Confimi Industria Padova Rovigo, ma anche storico esponente di Fratelli d'Italia, ha indubbiamente alzato la tensione. E se è vero che i vertici meloniani ritengono l'iniziativa personale, l'allarme lanciato da Zanon sullo stallo e sulla lista Zaia definita escamotage per perpetuare un sistema di potere ha lasciato il segno sugli alleati. A Ring Villanova fa ironia. Io devo intervenire come capogruppo della Lega o come dentista libero professionista? Cioè dice una foglia di fico, nel senso che... Attenzione, cioè, la lista Zaia è un sistema di potere, perpetua il suo sistema di potere. Ricordiamoci che il vero potere in Veneto ce l'hanno gli elettori, che se si trovano davanti la lista Zaia hanno la possibilità o meno di votarla. Il sistema di potere è, scusatemi, qualcosa che abbiamo sentito dire dalla sinistra e mi sembra strano che un esponente storico della destra, del centrodestra, possa uscire con qualcosa del genere. Io cerco di interpretare quelle ansia e quelle aspettative che la stragrande maggioranza dei veneti ripone
nel futuro, chiunque esso sia il candidato. Le parole più forti della lettera, quelle sulla sanità e sulle criticità di chi ci lavora e ne usufruisce. Fanno presenti molti problemi che vanno risolti e non sono ancora risolti. Queste cose bisogna dirle con coraggio, con onestà, perché saranno i futuri problemi che la coalizione dovrà affrontare. Manildo da par suo registra un fatto concreto in linea con quanto sostiene Zanon come imprenditore. Io ho incontrato persone, imprenditori, professionisti, persone anche con idee politiche probabilmente diverse dal centro-sinistra, che hanno incominciato a rivolgere forti critiche. Uno sul fatto che questa campagna elettorale sta diventando troppo breve sui temi. È l'appello di tutte le categorie, non si è mai visto che le associazioni di categoria venete facciano insieme un appello dicendo: cerchiamo di parlare dei temi, la situazione del Veneto non è una situazione così da isola felice. E nelle ultime ore proprio Manildo torna sulla decisione di Palazzo Balbi di varare il bilancio provvisorio per il 2026. Non si venga a dire che non c'era il tempo, attacca. Tutti sapevano che si sarebbe votato in autunno, il tempo c'era, mancava la volontà. La verità è che quello che si prepara è un bilancio difficile fatto di tagli e rinunce e si preferisce lasciare il cerino acceso in mano ad altri. Un cerino che per Flavio Tosi però resterà in mano al centrodestra, anche se si dovrà attendere per il nome più atteso. Mentre giustamente il centrosinistra è già in campo, dovevamo semplicemente ritrovare un candidato che si divertisse a fare una bella campagna elettorale perdente, perché quello è il loro destino. Dalla parte di qua devi decidere chi governerà il Veneto per i prossimi anni, quindi insomma, è anche normale che ci sia un dialogo più serrato. Bollette da capogiro per una famiglia di Padova, ora rischiano di rimanere senza luce e gas con 4 figli. La cosa che fa proprio più rabbia è il fatto che nonostante le segnalazioni, nonostante che sia a tutti chiaro che c'è stato un errore di lettura, di calcolo di questi consumi, nonostante questo la cosa non si risolve, anzi va avanti nel peggior dei modi, quello proprio di o paghi o si stacca la corrente. L'incubo di Giuliano e Olga, residenti a Padova, nel quartiere di Volta Barozzo, è iniziato a maggio 2025. Funzionario regionale lui e professoressa di matematica all'Università di Padova lei, sono vittime ormai da mesi di bollette pazze che gli fanno perdere il sonno. Noi siamo passati ad Era Energia dal 1 luglio 2024, le prime bollette sono andate tutte bene, pagate regolarmente con una media di una famiglia, di un'utenza domestica, e poi a maggio 2025 ci arriva una bolletta stellare di sostanzialmente 3.000 euro con un ricalcolo giornaliero medio di 46 kWh, che è un dato al di fuori di un qualsiasi consumo medio di una famiglia normale. Prezzi da capogiro e consumi inspiegabili, attribuibili a un'azienda, non di certo una famiglia che vive in una casa di 110 metri quadrati. O pagate o vi togliamo luce e gas. Questo è quello che si sono sentiti dire. L'ansia della coppia è quindi salita alle stelle, anche perché non vivono soli. Siamo genitori di 4 figli, tutti minori. Quindi gestire questa cosa con uno stacco della corrente per noi sarebbe una cosa veramente inconcepibile e soprattutto ci metterebbe in seria difficoltà. Se una cosa di questo tipo comunque capita anche a un anziano o comunque una persona che non ha le capacità di gestire il tutto, veramente viene da pensare che ERA dovrebbe cercare di trattare i propri clienti in maniera più attenta e senza creare queste situazioni di disagio e di difficoltà. Giuliano e Olga si chiedono quindi perché dover pagare 46 kWh al giorno quando ne consumano 40 in meno. I conti non tornano, le risposte del gruppo ERA tardano ad arrivare o proprio non arrivano. Nel frattempo la famiglia rimane con l'angoscia che da un momento all'altro gli vengano staccati luce e gas. E oggi invece primo giorno di scuola per gli istituti superiori, con qualche novità introdotte dal ministro Valditara, prima tra tutte il divieto di utilizzare il cellulare in classe. Pese al rumore ci sono delle tasche, noi dobbiamo metterlo là e ci hanno detto che dobbiamo metterlo là alle 7:45 quando entriamo e lo possiamo riprendere solamente quando usciamo da scuola, quindi all'1:15.
Stop all'uso del cellulare durante l'orario scolastico. Il divieto, deciso dal ministro dell'istruzione Valditara, è esteso ora anche agli istituti superiori. Oggi prima campanella del nuovo anno scolastico con alcune novità, prima fra tutte appunto quella che riguarda gli smartphone. Sapevano già che dovevano entrare spegnendo il cellulare e avrebbero potuto riaccenderlo all'uscita della scuola. Chiaramente ci sarà la dovuta sorveglianza. Bisognerà avere un po' di pazienza che i ragazzi si abituino, però è una disposizione che abbiamo applicato da subito, naturalmente. Alcune scuole hanno deciso che gli studenti dovranno tenere il cellulare spento all'interno dello zaino, altre invece hanno optato per dei contenitori dove i ragazzi depositeranno il loro telefonino. Una decisione, quella del Ministero, che introduce anche specifiche sanzioni disciplinari per coloro che non rispettano il divieto. Ovviamente ci deve essere la gradualità della sanzione che va dal richiamo verbale, richiamo scritto, fino alla nota disciplinare o provvedimenti poi che arriveranno alle sospensioni. Un divieto che non piace agli studenti, mentre sono molti i docenti che si dicono d'accordo. I ragazzi sono soggetti veramente a una dipendenza, secondo me, da cellulare, quindi ritengo che sia un provvedimento giusto. Potrebbe essere tranquillamente uno strumento didattico. Cioè, anche a ricreazione non possiamo usarlo, abbiamo la polizia praticamente che gira dentro scuola a metterci i richiami, le note, se tiriamo anche solo fuori il telefono, per me questa cosa non ha senso. Sicuramente durante le lezioni è utile depositare il cellulare perché può essere una fonte di distrazione. Troviamo giusto il fatto che ci venga tolto anche durante la ricreazione o durante il pranzo. Questi commenti, era l'ultimo servizio per questa edizione, tra poco le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Venezia. Una buona serata, arrivederci.